I lavoratori dell'Electrolux di Susegana sbarcano a Venezia, sono in 200 arrivati in treno in mattinata in stazione Santa Lucia, sono armati di striscioni, fischiette e trombe per far sentire la loro rabbia contro un'azienda sana che vuole delocalizzare. Con loro in manifestazione a titolo di solidarietà anche una delegazione di lavoratori della Ditec di Quarto d'Altino. 1200 i lavoratori a rischio in Veneto, una voce, un grido, il loro d'aiuto che ha percorso le calli veneziane incurante della gelida giornata. Lei da quanto tempo è che lavora all'Electrolux? 38 anni, sono uno dei vecchi, diciamo, in Electrolux. E lei si sarebbe mai immaginato di trovarsi dopo tanti anni di lavoro qui a Venezia in manifestazione? No, sicuramente no, però è solo l'inizio. Obiettivo: portare in Consiglio regionale riunito in seduta straordinaria dedicato alla crisi del manifatturiero, Electrolux, Ditec, ACC di Mel, la loro voce per chiedere alla politica veneta una presa di posizione. E noi vogliamo un intervento forte della politica per fermare la delocalizzazione, per far cambiare idea all'azienda che vuole portare produzioni all'estero e soprattutto per far togliere le investigazioni sui nostri 4 stabilimenti italiani. Richiesta d'aiuto che il Consiglio regionale, lo stesso Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, fa propria. E chiediamo a gran forza che il Presidente del Consiglio convochi il tavolo, ormai siamo arrivati ai tempi supplementari, un tavolo a Palazzo Chigi, si discuta di questo settore, si dichiari la crisi di settore e si faccia quello che fanno gli spagnoli, i francesi, che hanno il coraggio di fare interventi ad hoc per i settori in crisi. Incentivi e agevolazioni fiscali per sostenere la domanda interna, una politica europea che armonizzi i sistemi fiscali, le norme contrattuali, le regole del credito e i costi dell'energia, norme regionali per favorire i distretti produttivi, le reti di imprese e incentivare la permanenza in Veneto delle imprese. Questo quanto approvato dal Consiglio in un documento unitario. Grande assente in questa giornata il Ministro per lo Sviluppo Economico Flavio Zanonato, assenza pesante che ha creato polemiche. Il Ministro ha cercato di rimediare mandando una mail. Dice attiverò già a breve un tavolo di confronto in stretto raccordo con l'assessore Donatan, Presidente del Consiglio. Una buona notizia. Notizia buona ma tardiva per il Presidente della Regione Luca Zaia, che poi puntualizza. Fa piacere che il Ministro consideri interlocutori un assessore regionale che è un bravissimo assessore e Presidente del Consiglio, vorrà dire che il Presidente della Regione non sarà mai convocato. Se un Ministro ha anche difficoltà a scrivere il nome del Presidente della Regione su una lettera vuol dire che ha veramente grossi problemi.